Rieccoci, allora giustamente il sindaco ha detto Giorgio, sono le 22:30, siamo quasi in rigorosa diretta, adesso parliamo anche con il sindaco di Padova e con il dottor Renato Franceschelli, mi scuso anche con voi di questo ritardo ovviamente, però avevamo prima impegni nazionali ovviamente perché hanno ovviamente delle prelazioni, dei tempi da rispettare anche loro. Detto questo, abbiamo ringraziato, abbiamo dato il video nazionale, però poi quello dell'ospedale in chiusura manderemo quello invece proprio padovano, quindi state tranquilli, chi c'è scritto che il video abbiamo mandato quello che è andato tutta Italia per riconoscere chi l'aveva costruito, poi manderemo invece quello con i medici, gli infermieri padovani in chiusura di trasmissione. Detto tutto questo, sindaco, la parte ospedaliera credo tutta, come dicevo durante la pubblicità che il dottor Franceschelli, sia all'interno dell'ospedale, all'esterno, tutti quelli che hanno collaborato hanno fatto un lavoro e tanti ci hanno messo la vita, credo sia doveroso quantomeno togliersi il cappello e fare chapeau. Sicuramente se noi ce ne siamo cavati bene perché abbiamo una sanità d'eccellenza, sotto tutti gli aspetti, US, ospedali, medici base, infermieri, scienziati. Penso che abbiamo fatto una figura a livello internazionale sotto questi aspetti. Anche noi abbiamo avuto purtroppo tanti morti, però rispetto a altre regioni abbiamo fatto veramente un salto di qualità e abbiamo, penso, imparato anche tantissime cose in questo senso. Diciamo che però Padova, nell'università, nei Crisanti, di tanti altri luminari, è stata protagonista nel mondo perché Vo, detta di tutti, ormai è proprio il simbolo, è l'icona di questo coronavirus, come uscirne fuori, insomma. Sicuramente il professor Andrea Crisanti è uno scienziato importantissimo, difatti noi come amministrazione comunale abbiamo conosciuto il sigillo perché veramente ci ha onorato in tutto, è diventato una star, nel senso stretto del tempo. Ricordo che dopo aver dato il sigillo ha avuto in giornata seguente 35.000 like, cioè una cosa incredibile, perché il professor Crisanti ha buon senso, ci ha insegnato, io ho avuto modo di interloquire parecchie volte con lui, ci ha insegnato che bisogna convivere con il virus non sparisce, come ha detto anche il governatore, bisogna non abbassare la guardia, noi anche come amministrazione comunale abbiamo fatto una campagna sulle mascherine, bisogna tenere le mascherine, certo. Non è finita assolutamente, io sono ottimista per questo, sono molto ottimista, specialmente dopo aver fatto un giro oggi per Padova sono ancora più ottimista, noi ce la faremo, però la distanza di sicurezza, le mascherine, la cura della persona, l'igiene personale, è indispensabile, per cui bisogna continuare in questo senso. Dottor Franceschelli, lei mi corregga se non dico la data esatta, 15 giorni fa più o meno, ha mandato una lettera e era molto preoccupato tutti i sindaci, ricordiamo dei comuni di Padova che sono 100 e passa, 102 per l'esattezza, dicendo state attenti con molta attenzione ai vostri cittadini perché potrebbe succedere un problema anche sociale per via di tante cose. In virtù di quella lettera che lei correttamente ha fatto essendo lo Stato rappresentante dello Stato qui a Padova, è più fiducioso oggi che ciò non avvenga rispetto a 15 giorni fa? Non ricordo il periodo giusto quando l'ha mandato, mi aiuti, da quando l'ha mandata quella lettera? Sì, più o meno 2 o 3 settimane fa. Certamente allora eravamo proprio nel periodo più nero, era il periodo del blocco totale in cui non lavorava nessuna commessa o artigiano prendeva uno stipendio o veniva pagato di una fattura, quindi è ovvio che quello fosse il periodo più difficile e il sindaco mi è testimone, era il momento nel quale si rivolgevano alle amministrazioni comunali, agli sportelli Caritas, alle parrocchie, una serie di nuovi poveri che non erano quelli che le amministrazioni erano magari abituati a trattare con i loro servizi sociali, ma erano persone che dalla sera alla mattina si sono trovate effettivamente senza avere lo stipendio per fare la spesa. E quindi questo primo soccorso, diciamo, questo primo aiuto era indispensabile, era fondamentale. Ovviamente la mia di preoccupazione era in una cornice più ampia che fa parte ovviamente degli scopi della mia attività, che è quello del mantenimento della coesione sociale. In momenti in cui la serenità, la tranquillità, la vita di ciascuno viene messa in pericolo, il rischio era quello che si potessero partire, come pure da qualche parte d'Italia si sono viste e come nel passato abbiamo visto. Io lo racconto sempre, insomma, ricordo l'esperienza vissuta in Sicilia dei forconi, che sono nati dalla sera alla mattina per un malessere diffuso
giustificato meno, ma un malessere che era nato da episodi concreti. Ecco, la preoccupazione era quella. Oggi è meno evidente, sì, forse oggi è meno evidente perché la ripresa ha consentito a chi ha potuto di ricominciare almeno a guadagnarsi il pranzo e la cena. Vedremo ora poi alla fine, perché io appunto ottimisticamente credo fino a un certo punto alle previsioni catastrofiche che anche le associazioni di categoria in buona fede in questi giorni hanno presentato alla stampa, a voi, a tutti, a me, a tutti. Diciamo il conto delle saracinesche che non si alzano lo si farà tra un po', tra qualche settimana, allora ci accorgeremo effettivamente del danno, forse anche qualche mese. Lì allora sarà importante avere un progetto, un filo di una dirittura che ci permetta di avviare. Io colgo l'occasione, penso che abbiano fatto bene i sindaci di Padova, di Rovigo ad insistere e la Fondazione della Cassa di Risparmio a rispondere ad una domanda di sostegno a quelle che sono oggi nuovi bisogni, che sono quelli delle fragilità sociali, quelle della ricerca scientifica e quelli che sono oggi le nuove risposte che penso anche una fondazione bancaria importante come quella di Padova poi ha giustamente sentito a cui dover dare una risposta, non solo la cultura, certo, l'arte, il restauro, tutte cose assolutamente importantissime, ma in questo momento forse anche questo. E mi pare che in questo la Fondazione... Senta Sindaco Giordani e poi di riflesso anche al dottor Franceschelli. Allora il governo, facciamo un ragionamento, il governo dice abbiamo stanziato una cifra esorbitante, mai successa nella storia italiana, però è anche vero che non era mai successa una pandemia di questa pesantezza. Il governo dice dovrebbe con il sacrificio di tutti soddisfare le esigenze dei cittadini, dei comuni. I sindaci si lamentano perché invece non hanno possibilità economiche. Dove sta la verità? Cioè la verità la dice il governo nel dire io ho fatto quello che potevo fare, o la verità sta nelle altre parti che amministrano e che sono a diretto contatto del cittadino? Sì, avete fatto, però ricordatevi che qui abbiamo necessità ancora di più. Dove sta la verità? Il cittadino dove capisce la verità, Sindaco? Io prima mi unirei perfetto, ringraziando la Fondazione. Per noi è stata veramente importante, sia quello che hanno fatto e quello che faranno in questo preciso momento, e quello che mi auguro faranno in futuro, per noi è indispensabile. Parlo ovviamente sia Padova, ma anche Rovigo, interpretando il mio collega di Rovigo, per cui grazie veramente alla Fondazione. Il bilancio... Io capisco molto bene quello che sta facendo il governo, nel senso ci parlo spesso volentieri, tutti i nostri sottosegretari hanno fatto uno sforzo veramente importante, su tutti gli aspetti. Io sono stanco, tra parentesi, di sentire che gli altri stati sono più bravi. Io sono orgoglioso di essere italiano, di essere veneto, di essere padovano, e sono stanco di sentire che gli altri sono più bravi a fare questo, a fare l'altro. Io ho parecchi amici. E non è vero, fuori dall'Italia, e non è vero che gli altri sono così bravi. A noi piace sempre essere negativi nei nostri confronti. È altresì vero che noi come bilanci, noi ci sentiamo in videoconferenza molto spesso con gli altri 6 sindaci dei capoluoghi veneti. Ed è vero che siamo in difficoltà, questo è innegabile. Difatti ci battiamo in continuazione per avere risorse, perché dobbiamo ovviamente rispondere ai cittadini. Noi avevamo chiesto, io, ma si è associato anche gli altri ovviamente sindaci, chiedere la possibilità di indebitarci. Perché, ad esempio, il comune di Padova è il terzo comune virtuoso d'Italia, non per merito mio, lo è sempre stato, sia chiaro. E il patto di stabilità ci nega di fare questo. Per cui stiamo cercando di ottenere risorse sotto l'aspetto economico, perché dobbiamo soddisfare, al di là del bilancio, ovviamente che non possiamo chiudere in passivo, è obbligatorio, è penale, dobbiamo trovare risorse sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto sportivo, culturale. Io ho fiducia nel governo, chiaramente con i miei colleghi non molliamo, questo è sicuro, per cui in continuazione vado a fare pressione nei confronti, hanno una pazienza incredibile nei miei confronti, perché io sono il sindaco di Padova e io mi batto per Padova, come il sindaco di Rovigo si batte per Rovigo piuttosto che Venezia e via dicendo.
Io sono convinto che alla fine ne usciremo. È chiaro che io faccio pressione in continuo per avere risorse economiche, è mio dovere difendere i padovani. Sì, ma quando lo Stato, mi scusi Sindaco, quando lo Stato le dice dobbiamo darci una mano uno con l'altro, non sembrano siano disposti a darle una mano economicamente, dicono bisogna fare dei sacrifici, anche i comuni sindaci devono fare sacrifici. Ma il comune sono anni che fanno i sacrifici, non perché io c'ero, ma che ho sentito dire, ma perché è la verità. Io dico che alla fine, adesso loro hanno anticipato più o meno il 30% di famosi 3 miliardi, a breve, non c'è ancora ovviamente l'autorizzazione sotto l'aspetto formale, però noi incalziamo perché deve essere dato il rimanente, se no non ce la faremo. Io sono sicuro che alla fine il governo hanno previsto il 10 luglio di costituire un comitato per definire la modalità. È chiaro che non è un problema sotto l'aspetto finanziario nel tempo, è proprio un problema di sapere quando e come. E che è molto importante per noi. Allora, ovviamente oggi è stata la riapertura di praticamente quasi tutti i negozi in centro a Padova, insomma, e ovviamente siamo stati a vedere come funziona e come non funzionano. Andiamo a vedere il servizio di Maurizio Colombo che oggi è andato per Padova, andiamo a ascoltare cosa ha raccolto. È arrivato il 18 maggio, la data che per molti esercizi commerciali significa riapertura, ricominciare, e così in città si respira subito un profumo diverso, quello della ripartenza. Una liberazione doveva essere, una liberazione è stata. Lunedì 18 maggio sembra davvero un giorno di festa per il centro storico di Padova. Grazie agli sforzi da tutti compiuti durante i circa 2 mesi di lockdown totale, il coronavirus ha perso la possibilità di replicarsi e così sempre meno persone si sono ammalate. Ora è il momento di riavvicinarci alla vita che abbiamo cristallizzato a febbraio, senza però dimenticare che il virus non è scomparso, ma è come neutralizzato, bloccato dietro alle nostre mascherine, non più lontano di quel metro di distacco che dobbiamo mantenere fra noi. Nel rispetto del DPCM governativo che detta le linee guida, domenica il Veneto ha emanato un'ordinanza capace di sbloccare l'intera regione, a partire dal suo cuore commerciale. A ricominciare in questo temperato lunedì primaverile, a Padova come nel resto del Veneto è prima di tutto la ristorazione. Ripristinato il consumo di alimenti sul luogo di acquisto, purché vengano rispettate le distanze di sicurezza e rimanga alta l'attenzione all'igiene. Via libera anche ai servizi alla persona, aperti quindi parrucchieri, estetisti, barbieri e tatuatori, categorie artigiane fra le più colpite dalla crisi. Finalmente per loro si può tornare a lavorare. Ok anche la ripartenza del commercio al dettaglio, senza esclusione di categoria, anche in area pubblica. E poi ancora piscine, palestre, impianti sportivi, interi comparti che possono tornare a lavorare. Un toccasana per 15.000 attività del capoluogo, arrivate all'esaurimento delle risorse. Il mondo del commercio è cambiato restando chiuso, quindi non è cambiato, è rimasto chiuso, è rimasto ingessato, è rimasto preoccupato, è rimasto fermo. Adesso è il momento della ripartenza, saremo vicino alle imprese e cercheremo di capire quelle che magari aspettano nella ripartenza per essere preparati, perché è ancora chiaro che non è tutto, perché adesso abbiamo gente che ha già speso soldi per mettere il plexiglass, per fare tanti tipi di protezioni che magari non servono a niente, non rientrano nel DPCM, quindi sono tutte situazioni che abbiamo dovuto noi personalmente adattarci a questi sistemi. Non va bene, vogliamo chiarezza, questo è quello che chiediamo noi. Ma a poter ripartire non è soltanto il commercio e l'artigianato. Via libera anche a stabilimenti balneari, strutture ricettive, rifugi alpini, campeggi, autoscuole, attività teatrali senza presenza di pubblico, musei, archivi e biblioteche. Una ripartenza a tutto tondo che esclude solo particolari categorie: centri sociali, sale bingo, discoteche e parchi divertimento. Per queste bisognerà attendere ancora. Nel frattempo sarà importante imparare a convivere con il virus e rispettare le norme di igiene: mascherina sempre indossata, pulizia accurata delle mani e distanza interpersonale di 1 metro. Una sfida che Padova ha le carte in regola per vincere. Padova ha le carte in regola per vincere questa battaglia, dottor Franceschelli? Sì, assolutamente. Hanno dimostrato i padovani, insomma, ma gli italiani in genere, nel periodo più
buio e anche più difficile per tutti di essere stati dei rispettosi, ottemperanti alle regole, insomma, lo danno anche i numeri, insomma, per quanto noiosi, se le interessano, insomma, dall'inizio delle chiusure, cioè da febbraio a ieri sono stati quasi 100.000 i controlli effettuati sulle persone, per esattezza 94.000, e poi alla fine solo 4.000 le sanzioni per le persone sanzionate. Questo dimostra che realisticamente c'è stata un'ottemperanza. Io oggi penso che sia chiaro a tutti, se qualcosa abbiamo imparato da questa esperienza, è che i luoghi nei quali il pericolo può esserci perché può ripartire sono i luoghi dove c'è l'assembramento. Quindi l'assembramento c'è. Ci può essere nei luoghi pubblici, nelle piazze, nel momento in cui ci fossero delle sconsiderate ammucchiate di gente senza rispettare queste regole di distanziamento. Un altro posto a mio parere pericoloso, sul quale anche la stessa Regione sta dando e l'amministrazione sta seguendo delle regole precise, è quello del trasporto pubblico, perché ovviamente quando le attività riprenderanno, insomma, sappiamo tutti, i pendolari, i treni, i pullman, i tram possono essere un veicolo, e quello dei luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro che, senza criminalizzare nessuno e riconoscendo lo sforzo che tutti gli imprenditori hanno fatto, piccoli, grandi, grandissimi, nell'applicare le regole che i vari protocolli firmati tra il governo e le parti sociali in queste settimane passate hanno prescritto, però siamo consapevoli che il mancato rispetto di quelle regole sono forse oggi il pericolo più grosso di poter far ripartire un contagio, e quindi da venerdì ci siamo organizzati per partire con una serie di controlli sulle attività imprenditoriali che non hanno scopi vessatori, non hanno intenti persecutori, sono anche, per quanto possibile, lo SPISAL, l'Ispettorato del Lavoro, i carabinieri del lavoro, le forze di polizia in genere si pongono e si stanno ponendo anche in senso, come dire, di supporto a queste persone. E devo dire anche finora i risultati dello SPISAL, soprattutto, che ha cominciato questa attività da molto prima, non mi pare che abbiano rappresentato delle situazioni gravissime. Insomma, i casi in cui abbiamo dovuto fare provvedimenti sanzionatori di chiusura delle aziende si contano meno che sulle dita di una mano, quindi insomma, per fortuna la risposta è: ma lì bisognerà mantenere l'attenzione, perché se crolla l'attenzione in quei luoghi diventano quelli nei quali, in una mensa di un'azienda, in uno spogliatoio, in un tram che porta al lavoro, possono essere quelli i luoghi. Allora andiamo in pubblicità, poi il sindaco inizieremo a ragionare con lei per quanto riguarda il trasporto, i plateatici, i parchi. Adesso con lei abbiamo molte cose da chiederle, perché in virtù della ripresa della vita normale ovviamente bisogna riaprire tutto quello che era stato chiuso quando è successo questa disgrazia. Andiamo in pubblicità.